Signor Sindaco, ennesima puntata di questa tragicommedia all'italiana chiamato Ci è prima e cara dopo. Beh, diciamo che la dimostrazione di oggi ci ha sorpreso e anche profondamente deluso, visto i rapporti che si sono instaurati con gli ospiti di grande disponibilità, di accoglienza. Poi abbiamo ascoltato un po' le pretese e abbiamo capito un po' tutto. Non so, diciamo che questi probabilmente sono nuovi, sono appena arrivati e hanno esternato dei pensieri, dei problemi e delle richieste poi che ritengo siano assolutamente insostenibili, al di là del fatto che noi crediamo che nel CARA comunque il trattamento sia un trattamento più che buono. Siamo rimasti veramente sorpresi di questa poi dimostrazione che ha bloccato completamente tutto il traffico dalla parte diciamo dalla destra. Isonzo era completamente, poi c'è stato l'incidente, è stato anche travolto un nostro vigile, e questo per completare la giornata, grazie a tutte queste dimostrazioni che credo avranno solo un riflesso negativo anche per loro. Assessore Romano, dopo la bomba, che non è uno scherzo di carnevale, è uscito proprio ieri in merito a questo discorso relativo ai rifornimenti in Slovenia da parte dell'ASL, lei in qualità di assessore comunale al welfare e alla sanità, cosa ci racconta? Diciamo che tutti siamo consapevoli che quest'anno, per quanto riguarda il welfare, la provincia di Gorizia, l'ambito altoesontino, avrà una diminuzione a livello regionale di 2,96 percentuale. Questo vuol dire già tanto, vuol dire moltissimo, perché non so come riusciremo a coprire tutti i servizi che già stiamo dando con un aumento di richiesta come sta avanzando. Senta, l'opinione pubblica, diciamo non quelli che parlano a 360 gradi, ma quelli che fanno informazione, chiedono tra parentesi la testa dei funzionari. Voi che ricetta applicherete? Chiedere la testa dei funzionari semplificherebbe certe decisioni, certe cose, ma non è la testa di alcuni funzionari, è un cambiamento alla base. Quindi che ricetta darei? Innanzitutto di facilitare, di dare degli sconti alla benzina, ma non solamente all'azienda sanitaria, ma anche a tutte quelle associazioni che operano socialmente sul territorio senza farsi pagare. Cioè ci sono tantissime associazioni nella provincia che portano i malati oncologici a fare le terapie ad Aviano, Trieste e quant'altro, devono pagare la benzina in pieno. Forse dovremmo studiare un modo per supportare tutte queste fasce.